Buonasera, benvenuti a tutti i nostri ospiti e alle persone che ci seguiranno come di consueto su Network TV e sulle pagine Facebook di Pantheon e Verona Network e sul sito veronadaily.it. Questa sera parliamo di musica, concerti live, finalmente sono tornate le note vibranti dai palcoscenici e proprio a Verona sabato scorso si è svolto uno dei primi concerti live post-Covid 2019, uno dei primi assolutamente a Verona, forse il primo, tra i primi nel Veneto e sicuramente anche tra i primi in Italia. E abbiamo tanti ospiti e vorrei presentarveli subito. Abbiamo Carola Capocchia, vicepresidente dell'associazione The Factory, dove si è tenuto proprio questo concerto di cui parleremo tra poco. Poi diamo ovviamente il saluto a Richard Di Lamponte, voce basso del gruppo Eradius. Benvenuto Richard. Benvenuto anche a Giacomo Berti da Riva del Garda con insomma voce, frontman, chitarra di The Bank Robber e poi ascolteremo anche come nasce questo gruppo e poi abbiamo David Bonato che è titolare di Burek Music Label, davvero comunicazione, un ufficio stampa, un'agenzia specializzata proprio nel settore musicale. Benvenuti a tutti i nostri ospiti. Carola, ti chiedo di riattivare il microfono a questo punto. Nel frattempo farei vedere proprio una foto che, come ho detto, probabilmente rischia di entrare nella storia, perché qui siamo a The Factory, nella sede di San Martino Buonalbergo, e questa è una foto del concerto che si è tenuto sabato scorso, a cui hanno suonato gli Eradius, appunto, con Richard, e Elfew, che appunto è one man show, quindi un solo uomo sul palcoscenico, appunto uno spettacolo che davvero farà la storia. Carola, siete stati coraggiosi nel proporre un concerto post-Covid, anche perché sappiamo, insomma, tutte le precauzioni, le linee guida che sono arrivate non sono semplici da far rispettare per voi come locale. No, allora devo dire che abbiamo trovato molta collaborazione da parte di tutte le persone che sono venute a trovarci e sono state tante sorprendentemente. Infatti voglio dire a tutti quanti che mi dispiace per quelli a cui ho dovuto dire di no, ma non eravamo pronti perché noi abbiamo ad oggi una ottantina di posti a sedere perché i concerti si possono svolgere o in piedi con della segnaletica opportuna, quindi ha il giusto distanziamento, oppure a sedere. E noi abbiamo deciso di metterli seduti e quindi avevamo dei posti limitati. Ci siamo resi conto che erano pochi perché i partecipanti sono stati circa un'ottantina, ma altri 40 e 50 ho dovuto mandarli via perché già nel pomeriggio eravamo sold out. Quindi la risposta è stata incredibile. Si vede che la gente ha voglia veramente di uscire e di tornare a vivere la musica, soprattutto. Che emozioni E, hai provato, Carola? Che emozioni hai provato a eh, rivedere il palco finalmente popolato di artisti e soprattutto la platea popolata di pubblico? È un'emozione bellissima perché dopo tanti mesi di sacrifici, perché voglio ricordare a tutti quanti che noi ci eravamo appena trasferiti in quella che avevamo inaugurato come la nostra nuova sede l'8 febbraio del 2020 e con i Goblin di Simonetti è stata una serata bellissima. Noi avevamo iniziato proprio in quinta, un po' stanchi, però ovviamente con tanta adrenalina in corpo per la nuova avventura. Dopo soli 3 eventi abbiamo ricevuto questo fermo a causa del contenimento dell'emergenza e fino ad oggi noi ne parliamo come se conoscessimo tutto di come si è sviluppata la cosa. In realtà a febbraio, quando noi abbiamo annullato la prima serata, non ci aspettavamo che saremmo stati fermi 4 mesi, perché nessuno poteva prevedere che avrebbe avuto questi sviluppi. Quindi il primo stop, il secondo, è passato un mese, sono passati 2, ci siamo molto, non dico demoralizzati, però eravamo preoccupati perché abbiamo sostenuto delle spese un investimento per la nuova struttura, una programmazione già fissata fino a settembre del 2020, accordi con gli artisti, eh, tante cose che abbiamo visto in un attimo sgretolarsi per qualcosa che non dipendeva da noi.
E- Quindi aprire le porte, vedere che il fonico va al suo posto, arrivano le band, scaricano gli strumenti, tutti ci prepariamo, stampa i cartelli per avvisarli, mettili là, allora come Cioè è stato è tornare alla nostra routine, a assaporare quella normalità che in questi mesi non abbiamo avuto, non abbiamo più avuto. Quindi è bellissimo, per me è stata un'emozione grandissima. Grazie Carola, torneremo poi da te perché parleremo proprio di The Factory perché è un concept molto molto interessante. Giro la domanda a Richard che appunto ha calcato il palcoscenico sabato con Radius, la sua band, e insomma penso che sia stata un'emozione forte anche per voi artisti tornare a suonare dal vivo finalmente. Sì, assolutamente, anche perché noi Radio siamo attivi dal 2018, non ci siamo più fermati. Tra tour europei e tour in Italia eravamo pronti anche con i nuovi singoli, i nuovi pezzi a uscire fuori subitissimo e in terza, quarta o quinta. È stato un onore per noi poi poter tornare dopo 3 mesi di fermo, anche perché questi 3 mesi purtroppo non potevamo nemmeno uscire fuori di casa e nemmeno appunto trovarci per riuscire a prepararli, i nuovi pezzi, quindi abbiamo fatto tipo più o meno 3 prove prima di essere in grado di fare il concerto finalmente, e l'emozione che avevo io personalmente sul palco era incredibile, non solo perché appunto erano 3 mesi di fermo, il primo concerto post-Covid, ma anche perché appunto diciamo che il Factory, almeno per tanti artisti di Verona, è come dire casa, proprio casa degli artisti, e quindi riuscire anche a dare una mano a loro e a portare, diciamo, una ripartenza a loro, quella è stata per noi la nostra priorità, diciamo, e la cosa che a me fa più onore, diciamo. Insomma, immagino che veramente sia stata un'emozione, lo abbiamo ripetuto, e il contatto con il pubblico è diverso, no, rispetto alla situazione a cui eravamo abituati prima, vedere il distanziamento, vedere comunque il pubblico seduto. Siete riusciti comunque a farli coinvolgere pur in una situazione inedita? Sì, penso proprio di sì, assolutamente. Anche se erano seduti, mi sembravano molto interessati, molto più che altro invogliati a finalmente riuscire ad ascoltare della musica fuori da casa loro, perché magari erano abituati a sentirlo in cuffia, magari i video, ci sono tanti stream, tanti concerti live sui social, però il live è una cosa diversa, si assapora proprio la compagnia, una buona birra con gli amici e delle persone sul palco che effettivamente cercano di esprimere qualcosa al pubblico. Grazie Richard, Io torneremo da dagli te. ingressi sentivo tanti applausi. Grazie. Era un Ecco, modo, non si potevano alzare durante lo show, non potevano andare sotto al palco, eccetera, ma quando finiva un brano, tra un brano e l'altro, c'era un'esplosione di applausi. Secondo me quello lì era lo sfogo che aveva il Mm. pubblico, dire non mi posso alzare, però sbatterò le mani talmente forte che mi sentiranno pure Carola dall'altra parte dell'ingresso. È vero. Giacomo, invece voi dovete ancora riprendere l'attività live, corretto? Sì, sì, ciao a tutti. Avete già delle date, qualche programma, qualcosa? Come vi siete mossi in queste giornate, in queste settimane No, a dire così? il vero, no, nel senso che noi tanto siamo stati a lavorare a musica nuova, in realtà non avevamo in programma nessun live, per cui non ci ha pesato la cosa, anche perché anche personalmente sto lavorando a diversi progetti, per cui veramente è stato, anzi, mi ha dato modo di fare un passo indietro e ordinare un po' le idee e lavorare anche ad altre cose. Poi abbiamo appunto iniziato a registrare qualcosa di nuovo, qualche provino delle nuove canzoni, e vediamo un po' di mettere giù tutto nel migliore dei modi. Tra l'altro, se non sbaglio, proprio lo vediamo in sovraimpressione, il 12 giugno 2020, quindi 5 giorni fa, è uscito il nuovo singolo. Insomma, è importante ricordarlo, no? Sì, 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 è importante ricordarlo. Appena è uscito abbiamo lavorato subito nell'immediato post quarantena questo brano, anche perché un po' sul flusso di nuove idee, nuovo sound, anche un po' ispirato dal tour europeo che abbiamo chiuso di recente. In realtà dico di recente, nel senso che è un po' stata l'ultima esperienza live che abbiamo avuto, però
abbiamo finito quasi, anzi un anno fa praticamente. Quindi in ogni caso siamo stati contaminati da tante idee, tanta nuova musica e tante nuove persone anche in quel caso. Questa è la vostra pagina Facebook. Ecco, c'è questo mito, no, che in quarantena gli artisti, ovviamente costretti a rimanere tra le mura di casa, accendono ancora di più il cervello, fanno lavorare il cervello. È stato così anche per voi? In parte lo è stato perché se avete partorito un nuovo singolo vuol dire che avete lavorato, ma questa quarantena avete approfittato anche di questo momento così di riflessione, di silenzio per un'indagine introspettiva anche personale dal punto di vista artistico, chiaramente. Sì, secondo me sì. Guarda, ti dico con tutto il rispetto nei confronti di chi l'ha vissuta ovviamente male, chi magari era staccato rispetto ai propri cari e chi è stato veramente male. E per me cioè, è stato da questo punto di vista importante veramente, perché a livello introspettivo, come dici tu, ho avuto modo di lavorare su certi aspetti che prima nella frenesia della quotidianità non riuscivo ad approfondire. Grazie Giacomo, torneremo da te tra pochissimo. David, ti occupi di comunicazione da tantissimi anni, hai un'agenzia specializzata proprio in comunicazione, insomma, cosa dire di questi artisti che non si fermano mai nemmeno in quarantena e nemmeno tu ti fermi, no? Perché giustamente li devi supportare. Quanto è importante la comunicazione in questo settore, in momenti come questi, tra l'altro? Ma devo ammettere che anche dal mio punto di vista, come diceva Giacomo, la frenesia si è molto fermata improvvisamente e quindi ho avuto anche modo per imparare nuove cose, tra cui questa anche che stiamo facendo, come tantissimi altri software di videoconferenza, videocomunicazione, concerti online, streaming e via dicendo. Subito dopo qualche giorno di scoramento, però la comunicazione si è mossa subito e in maniera secondo me fortissima, perché comunque almeno nel nostro piccolo tutti gli indici dei social, da YouTube, Facebook, Instagram, hanno ricevuto tutti un'impennata totale, perché si vedeva e molta attenzione in più rispetto di ascolto della musica, perché comunque ovviamente la gente chiusa in casa giustamente cerca intrattenimento e sicuramente l'ascolto della musica è stato una delle cose, insieme ovviamente alle serie TV che hanno spopolato, è stata una delle caratteristiche fondamentali del lockdown. Quindi la comunicazione non si ferma mai, è sempre tutto comunicazione, e questa spinta verso il web totalizzante, perché comunque ha totalizzato e monopolizzato un po' tutto, nel bene e nel male, perché ovviamente siamo stati anche assaliti da molta comunicazione, diciamo, allarmistica da tutti i punti di vista, è stata una delle caratteristiche. Poi dal punto di vista live ovviamente abbiamo visto quello che è successo, perché in realtà si sapeva già da tempo, cioè noi personalmente come agenzia abbiamo dovuto annullare, passato tutto il tempo a comunicare gli annullamenti, dal tour dei Rizofoniche che avevamo, che era la prima cosa proprio sotto in quei mesi lì, fino a poi passare a tutti i festival, perché avevamo 6 festival da seguire, dal Pistoia Blues, che era il più grande, fino a tutti altri medio piccoli, che non si sapeva già da tempo, si stava cercando solo il modo di comunicarlo, ma ormai era abbastanza chiaro che non si sarebbero potuti tenere eventi di tale portata. Quindi sì, un'estate senza grandi eventi, però secondo me da situazioni come Factory o cose all'aperto, so di Villafranca anche che si stanno facendo delle cose, saranno concerti diversi, ma insomma si potranno fare, secondo me ci sarà molta partecipazione. Grazie David, e dopo faremo vedere ovviamente anche qualcosa che ti riguarda. Torno da Carola. Carola, dicevamo, The Factory è un contenitore di molte iniziative, di molte realtà, è un mix, veramente un concept particolare, e faccio vedere magari anche il vostro riferimento in modo tale che magari chi vuole può andare a... Cioè, parliamo di scuola di musica, sala prove, bar, eventi, spazio live, insomma un mix di registrazione anche. Cioè, lo stiamo tra l'altro costruendo in questi giorni, ultimando, perché era in programma per febbraio-marzo, poi abbiamo dovuto
traslare i lavori più avanti e proprio in questi giorni stiamo ultimando anche lo studio di registrazione. Quindi diciamo di sì, The Factory è un contenitore che accoglie tante realtà con uno sfondo comune, che è la musica e la diffusione della cultura musicale. Quindi attraverso gli eventi, attraverso la formazione, la scuola di musica e attraverso la possibilità di offrire dei servizi per chi pratica la musica, quindi le sale prova e lo studio di registrazione. Senti Carola, condividi questa esperienza con Bruce e con Matteo, giusto? Siete un trio molto affiatato e come prevedete, diciamo, questa fase 3? Esatto, Matteo. Sì. Ricorda pure il cognome, Matteo? Allora, Bruce Turri, che è un musicista veronese e fondatore di The Factory, e poi Matteo Baroni, che è il titolare di Orion Agency, e che inizialmente collaborava con noi come promoter e organizzatore, local promoter, e poi invece andando avanti abbiamo riscontrato degli obiettivi comuni e abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso di The Factory a San Martino Buonalbergo e un The Factory molto più grande, diversa, insieme. Insomma, vi spaventa un po' questo futuro, questa fase 3, a giudicare dal tempismo che avete avuto nel creare un evento? Sembra di no. No, non ci spaventa perché noi vogliamo andare dritti al dunque, neanche questa pandemia mondiale ci fermerà. Siamo molto decisi, anzi, ci siamo infastiditi perché ci ha rallentati. Grazie Carola anche per la tua simpatia. Quindi è la pandemia che si deve preoccupare. La pandemia che si deve preoccupare. Richard, senti, è dura per un artista, insomma, fermarsi, però abbiamo detto, insomma, è uno stop che ha permesso anche, come diceva Giacomo, una riflessione. Nel vostro futuro, nel futuro di Eradius, cosa c'è? Allora, grazie appunto allo stop di riflessione che abbiamo avuto, la maggior parte degli artisti hanno avuto anche la possibilità di cominciare a traslare su quello che è il social e quindi più la comunicazione col pubblico attraverso il social, oltre che fermarsi e poter fare anche nuove canzoni e spingere quelle. Noi nell'immediato futuro stiamo buttando fuori dei singoli. Credo personalmente che sia la strada più giusta in questo momento, semplicemente perché dal momento in cui un singolo magari ha una vita di 2 o 3 settimane, buttarne fuori ogni due mesi più o meno riesce a dare freschezza al progetto e a raggiungere anche più persone. Quindi per adesso abbiamo un po' di brani registrati che pian piano faremo uscire ogni 2 o 3 mesi, più o meno a seconda di come vanno i periodi. Puoi dare una definizione della vostra musica al pubblico che ci sta seguendo da casa? Cosa si aspetta? Cosa si dovrebbe aspettare il pubblico da Eradius? Rock, quello sicuro, quello diciamo spaziamo tra quello che è il rock funk e a volte facciamo anche delle cose un po' più pesanti sul metal. Cerchiamo di non definirci con un solo genere, semplicemente perché è come dipingere con un solo colore. E quindi cerchiamo di fare più cose che possono raggiungere più persone e sperimentare, soprattutto nel nostro caso che in realtà siamo in 2, basso batteria, ma facciamo un rumore per 5, quindi più effetti ho sulla pedaliera, più il mio ego si alza e dico, beh dai, posso fare anche un sacco di altre cose oltre che suonare il basso. Quindi sì, più cose riusciamo a fare, meglio è per noi. Ovviamente cantate in inglese, tu sei nato a Londra, sei insegnante di lingua, ovviamente madrelingua, per cui vi aiuta questo, vi aiuta anche il fatto di cantare in inglese ad essere, giustamente, avete fatto dei tour anche all'estero, questo senz'altro è un vantaggio, no? Soprattutto, diciamo che abbiamo i pro e i contro sul cantare in inglese. Il contro è che in Italia purtroppo non c'è tanto futuro per noi, ma sicuramente all'estero sì, e comunque quello è il nostro obiettivo, di appunto dedicarci semplicemente all'estero. Grazie Richard. Grazie. Giacomo, voi siete una band, insomma, a livello nazionale già consolidata, avete suonato
per Enrico Ruggeri, parlando ovviamente di un artista conosciuto dal pubblico generalista, ma non solo. Mario Venuti anche, mi sembra, avete collaborato anche con lui, non vorrei sbagliare. Scusami, con chi? Mario Venuti? No, abbiamo condiviso il palco a DJ on Stage con lui, non abbiamo Okay. collaborato. Comunque, vabbè, c'è stato un contatto. Però voglio dire, si può vivere di musica? Oppure Richard diceva, in Italia è difficile cantando in inglese, anche voi cantate in inglese. Tra l'altro sta uscendo anche un progetto in acustico, se non sbaglio. Abbiamo fatto uscire un paio di canzoni, di 2 singoli tratti dal primo disco, cioè dal primo EP e il primo disco in pratica, e riarrangiati in acustico. Questo appena a cavallo tra Natale e il nuovo anno. Ora è uscito il nuovo singolo la settimana scorsa, e quindi no, in realtà i 2 singoli sono già usciti col piccolo progetto acustico. Ecco, ti dicevo, si può vivere di musica in Italia? Si può fare gli artisti? Io penso di sì, penso anche però che ci si debba un po' diversificare, cioè nel senso diversificare il lavoro, magari anche con diverse produzioni, mettere lo zampino di qua e di là e cercare di... Poi è chiaro che se tu mi parli di sfondare con un singolo progetto è sempre difficile, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, non ti dà la garanzia neanche di uscire per una grossa major, per cui c'è sempre poi il pubblico alla fine che decide se una cosa va o no. L'importante penso che a prescindere da tutto sia scrivere canzoni che ti piacciono e pubblicarle serenamente. Chiedo anche a te di definire un po' i contorni della vostra band o di descrivere un po', diciamo così, l'anima del vostro gruppo a un pubblico che magari non vi conosce. Anche noi partiamo dal rock, diciamo alternative rock, c'è una voce femminile che ammorbidisce sicuramente tutto e puntiamo tanto sulla melodia. Ci può essere un contrasto tra quello che chiamiamo rock e delle melodie più soft. Ok, ti ringrazio Giacomo. Grazie a te. Finiamo l'ultimo intervento con David e poi un giro di saluti. A David, che io l'ho sempre incontrato in questi anni, mi ha sempre portato in redazione anche un sacco di bei prodotti musicali, vinili, CD, lavori professionali. Quindi la prima domanda che faccio a David è se si può vivere davvero di musica in Italia, se gli artisti possono, anche gli artisti emergenti, sperare di fare di una professione la loro passione. A giudicare da comunque l'approccio che avete voi, che hai tu David come professionista, questo si può fare. Chiaro che c'è un mercato poi fuori. Sì, chiaramente. Allora, vivere di musica sì, ovviamente però bisogna differenziarsi un attimo nelle varie cose. Come diceva Carola The Factory, non è solo uno spazio live, ma anche uno studio di registrazione, un bar e tutta una serie di cose. Così secondo me il musicista adesso deve essere un attimo più, almeno in una fase iniziale, più, come si dice, malleabile. Ecco che quindi fare il progetto in elettrico, magari il progetto in acustico, il progetto magari con anche delle cover, perché ci sono delle situazioni dove si necessita delle cover, e magari poi insegnare musica e magari poi avere delle competenze di registrazione, di arrangiamento, di collaborazioni, fare l'autore per altri artisti, che anche quella è una cosa molto, molto valida, e quindi inizialmente costruirsi comunque una rete di contatti, una rete di situazioni che permetta di riuscire, esatto, a non avere un'unica focalizzazione, ma a mettere a disposizione le proprie competenze, la propria verve artistica su diversi punti. Questo secondo me è almeno inizialmente quello che serve fare. Poi ovviamente con queste dinamiche di adesso in realtà basta poco, qualche apparizione televisiva, qualche cosa, per svoltare dall'altra parte, però è anche vero che è difficile poi riuscire a mantenere diciamo una certa costanza di visibilità e di attività live
per riuscire a dare una continuità, quindi è tutto molto molto aleatorio, diciamo. Insomma, possiamo Comunque, dire con orgoglio... No, prego, scusami. ci deve essere comunque una progettualità sicuramente continuativa, come diceva Richard, pubblichiamo un singolo ogni 2 mesi per tenere sempre, diciamo, viva l'attenzione, tutta una serie di cose, e quindi avere comunque almeno all'interno della propria mente una pianificazione per riuscire negli anni, perché ci vogliono anni ovviamente per riuscire a far arrivare il nome della propria band, il proprio progetto musicale a un attimo di notorietà. E possiamo dire di essere orgogliosi anche del tuo lavoro, perché insomma sei partito tanti anni fa, sei veronese, comunque lavori a Verona, la tua agenzia è veronese ed è una delle poche in Italia verticali proprio sulla musica, quindi insomma ci tenevamo anche ad averti qui a rilanciare, diciamo, anche il tuo progetto professionale su Verona Live, perché insomma è una chicca la tua etichetta, la tua agenzia, che va sicuramente preservata nell'interesse degli artisti e nell'interesse di Verona e non solo, perché ovviamente ti muovi anche al di fuori del territorio e Giacomo ne è un esempio, visto che stiamo parlando di Trentino Alto Adige. Arriviamo al giro finale e con i saluti, con l'auspicio. Io di solito do carta bianca, do la possibilità di lanciare un messaggio breve per il futuro, cercando di vedere possibilmente il bicchiere mezzo pieno. A volte si riesce, a volte un po' meno. Questa sera mi sembra insomma che lo sguardo sia ottimistico nei confronti del futuro. Quindi Carola, di nuovo ti do la parola e carta bianca. Beh, allora io ti ringrazio innanzitutto per averci invitati a questa intervista e per aver dato modo di, insomma, esprimere quella che è la nostra posizione. Io parlo poi a nome anche di Bruce e di Matteo. Il messaggio che vorrei dare a tutti quanti è che in questo periodo ho sentito molti fare polemiche e arrabbiarsi perché il nostro mondo non ha ancora una posizione chiara sia a livello istituzionale ma anche a livello, diciamo, più popolare, perché si dice è sempre più difficile vivere di musica e dare spazio alla musica. Io sono dell'idea che è l'ora di smetterla con questa polemica e di fare qualcosa, e soprattutto che se vogliamo veramente raggiungere degli obiettivi e dei risultati, noi li dobbiamo già vedere ed essere positivi, che ce la faremo, li raggiungeremo uniti e collaborando insieme. Quindi io come The Factory, a nome anche dei miei soci, invito tutte le realtà veronesi e non solo, a stringersi, a contattarci, a collaborare, a vedere e di mettere giù una progettualità, appunto, e un futuro per tutti quanti noi insieme. Grazie Carola anche per questa tua positività, questo ottimismo innato che si sente, insomma, e grazie per il collegamento da Roma. Come ho fatto i complimenti a David, che insomma è una delle poche agenzie specializzate in comunicazione, siete tra i pochi locali o imprese o associazioni comunque che danno spazio alla musica live, e anche questo va riconosciuto e vi va fatto onore, soprattutto a Verona che fino a qualche anno fa aveva degli spazi, sempre meno purtroppo, quindi mi raccomando, siamo tutti con voi. Richard, anche per te un messaggio, uno sguardo sul futuro. Sì, stessa identica cosa. Siamo soprattutto nel mondo della musica, dobbiamo cominciare a essere tutti quanti uniti, quindi collaborare non solo con i musicisti, ma anche con i locali, con i promoter, e renderci conto che siamo un po' tutti sulla stessa barca. Ultimamente appunto ci sono state tante polemiche appunto nel mondo della musica, dei musicisti che vogliono essere un po' più visti come vero lavoro da musicista. Per riuscire a raggiungere questo traguardo si può, assolutamente, bisogna rimanere uniti, darsi la forza e sì, rendersi conto che insieme ce la si può fare. Grazie Richard. Giacomo? Anch'io sono d'accordissimo con questo discorso, ne parlavo giusto ieri con un mio amico. Tra l'altro mi fa anche ridere vedere io lavoro con la musica, con tutto il rispetto, ma magari da un ragazzino che ha fatto un concerto nella sua vita sotto casa, per cui no, al di là di questa battuta, cioè nel senso, la positività ovviamente deve esserci, e chiaramente non avere la possibilità di suonare dal vivo penalizza, però a breve ci sarà, grazie anche alla buona volontà di gente di tutti gli addetti ai lavori del settore,
e quindi ripartiremo bene, senza fretta, sopra il mondo non si può andare, per cui così. Grazie. E la quarantena, Grazie appunto, a tutti. la creatività non ha quarantena, continua a lavorare, continua ad andare avanti, per cui da questo punto di vista siamo sicuramente tranquilli. David, facciamo chiudere a te, insomma, con una riflessione, un tuo pensiero libero. Sì, assolutamente, perché comunque tutto questo, ecco, non è successo per caso, secondo me deve portare degli spunti di riflessione e bisogna cogliere quello che di positivo, insomma, ha portato nell'ambiente. Sappiamo bene che l'ambiente musicale aveva tanti pro, ma anche tanti contro, nel senso c'era anche molta approssimazione, molte situazioni abbastanza, diciamo, borderline, di vario sfruttamento, tante cose, insomma, che comunque non andavano bene e che adesso c'è la possibilità di farle bene, perché comunque ci sono delle argomentazioni, c'è tutta una serie di cose, quindi bisogna riuscire, a mio avviso, a prendere quello che di buono c'è stato, se arrivati riflettendo a fare, e con comunque la positività che abbiamo espresso fino adesso. Ci sono tante opportunità dal punto di vista web, social e non solo, per farsi conoscere per quanto riguarda la comunicazione, e anche un nuovo approccio dal punto di vista del live, dal vivo, che può essere anche ovviamente valorizzato. Grazie anche a David Bonato. Allora, la nostra trasmissione termina qui, vi ringrazio per la collaborazione, ringrazio di nuovo David Bonato, titolare di Break Music Label Davvero Comunicazione, ringraziamo anche i suoi figli che stanno facendo un bel concerto. Che si stanno uccidendo! 20 minuti! No, in realtà, David, è l'effetto live, no? L'effetto live, vogliono live, partecipare. No, la casa è questa, non so dove metterli. Hanno detto in trasmissione c'è Richard, c'è Giacomo, insomma, Carola di The Factory, vogliamo partecipare anche noi, saliamo su, e sono lì che si fanno sentire, no, Carola? E c'è la porta chiusa, Degli acuti poi, ma questi acuti vanno sfruttati, ragazzi. 4 anni, una bambina, ragazzi, che ha un futuro, caspiterina. Sentila, è forte. Stavano guardando un film, pensa a te. Ma un film horror, però, a giudicare dalle urla. No, Harry Potter. Dai, sto scherzando. Allora, grazie per la vostra simpatia, ringrazio Giacomo Berti, appunto, voce e chitarra di Dan Crobber, Richard, voce e basso di Radius, e a Carola per The Factory, congratulazioni per essere ripartiti e per aver dato questa iniezione di fiducia a tutto il settore musicale dei concerti live. Ricordiamo che attorno ai concerti live, agli artisti, lavorano un sacco di persone e quindi è giusto far ripartire anche un comparto fondamentale per l'economia del nostro paese. Grazie mille, buon proseguimento e buona intervista, Richard. Grazie. Ce ne sarà un'altra. Grazie Giacomo. 10 minuti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.